Eccoci insieme, buona giornata, ben ritornati con noi. Salutiamo anche il nostro ospite Maurizio Franceschi, direttore Confesercenti Veneto. Grazie Maurizio Franceschi di essere qua con noi. Allora, i temi sono molteplici perché naturalmente alla luce di quel che si verrà a configurare come panorama economico, politico e di provvedimenti presi a livello nazionale, vedremo le ripercussioni poi sul territorio e sulle attività produttive. Già abbiamo visto, abbiamo affrontato il tema relativamente ai piccoli esercizi, pubblici esercizi, quindi negozi, no negozi, più che altro bar, ristoranti, eccetera. Qualche ripercussione ne hanno sentita, però lì bene o male l'innovazione, la qualità di prodotto, eccetera, sembra tenere. Vediamo però a livello regionale, Veneto, una regione del nord-est che sempre ha mantenuto un primato in positivo, sia per quanto riguarda il prodotto interno lordo dei vari territori provinciali, ma anche per l'industriosità, la laboriosità, cosa sta succedendo nelle attività produttive. E poi parliamo anche di una città satellite artificiale che verrebbe comunque a sbaragliare il lavoro di moltissimi operatori del settore commerciale, i piccoli commercianti e medi, venendo a creare un disequilibrio significativo. Si tratta di Veneto City. Allora, due tematiche belle e calde e vediamo di fare un po' un quadro della situazione, cercando anche di trovare se ci sono delle possibili soluzioni a questo, perché poi chi ci ascolta e magari ha un'attività eccetera dice sì, ma cosa si può fare? Intanto dobbiamo partire dalla condizione in cui si trova il paese, perché è strettamente legato poi alla vita delle persone e delle imprese. La manovra economica che si sta discutendo in questi giorni e che verrà approvata forse domani e che richiede tra l'altro un'urgenza di essere approvata, anche se non c'è una condivisione anche da parte nostra come Confesercenti sui provvedimenti che sono stati adottati. Ecco, qua fermo un attimo per capire che cosa non vi è piaciuto, il 21% dell'IVA, quale tipo di provvedimento non è andato bene o che cosa avreste fatto voi come categoria, perché dopo ognuno dice la sua. Sì, ma a noi piace un po' poco tutto il provvedimento, piace poco perché ancora una volta è un provvedimento che vede una manovra nel 2014 che dovrebbe racimolare circa 60 miliardi di euro, questo per evitare, diciamo, una situazione di difficoltà che stiamo vivendo. Vediamo che cosa succede con i mercati, siamo sotto osservatorio da parte dell'Europa e quindi questa è una manovra che necessariamente deve essere fatta, l'entità è quella, anche se c'è il pericolo di una manovra aggiuntiva. Qual è quasi però, la certezza a un certo quasi punto. la certezza, perché i mercati sembra non stiano rispondendo bene. Però anche questa è una manovra che opera soprattutto sulla leva delle entrate, e cioè su 60 miliardi, 40 miliardi sono di entrate e 20 miliardi sono di riduzione della spesa, quindi solamente un terzo. In realtà noi avevamo invece bisogno di una manovra che riducesse la spesa corrente. Noi conosciamo tutti quali sono gli sprechi di questo Paese, a partire dallo spreco, perché oggi tale lo dobbiamo definire, della politica, ma è uno, e non è certo quello che poi ci risolve i problemi di bilancio, però un esempio questi governanti lo dovrebbero dare per essere un po' più credibili di quanto ormai lo sono oggi, attraverso il dimezzamento dei parlamentari, attraverso la riduzione della loro indennità, così pure per i consiglieri regionali, così pure per la tanta politica, diciamo, che trova occupazione nel sottobosco del sottogoverno. E allora dobbiamo intervenire, si doveva intervenire soprattutto nei costi, perché questo è un paese che ogni anno si indebita. Io trovo che sia sorprendente il fatto che, anzi, lo trovo positivo che in Costituzione si dica che si devono chiudere i bilanci a pareggio, no? Però lei pensi a un'azienda, facciamo l'esempio di un'azienda o di una famiglia,
che ogni anno chiude il proprio bilancio, va bene, in deficit. E la famiglia che cosa fa? Va in banca e deve chiedere un prestito, la stessa cosa fanno le aziende, poi se non ce la fanno o falliscono o fanno una brutta fine. Qui come si risolve? Come si è risolto la questione dell'indebitamento? Facendo le manovre, e cioè chiedendo sempre più soldi agli italiani. Qui bisogna capire che bisogna ridurre la spesa, bisogna intervenire con riforme strutturali che riducono la spesa, che rendano efficiente il Paese. Quindi una prima considerazione, una manovra che diversamente da quanto era stato anticipato agisce ancora sulla leva delle entrate e poco sulla leva della riduzione dei costi. Questo comporta ovviamente un costo che le famiglie, le imprese sono sempre le famiglie devono sostenere, perché parlando anche dell'IVA. Ora, l'aumento di un punto dell'IVA significa, da un'indagine che è stata fatta, circa 165 euro a famiglia, va bene? È il costo, che si aggiunge però ai costi che oggi non sono ancora stati definiti, che dovranno sostenere le famiglie, perché gli enti locali, che stanno protestando anche loro, siccome si sono visti ridotti i trasferimenti, in alcuni casi anche del 50%, saranno costretti ad aumentare l'IRPEF e la tassazione locale, e quindi il costo per le famiglie e per le imprese aumenterà ulteriormente. L'aumento dell'IVA dell'1% significa, in una situazione che sta vivendo il mondo del commercio, e cioè di una stagnazione dei consumi ormai da molti anni, significa il pericolo di arrivare a una recessione dei consumi, e cioè rallenterà ulteriormente la propensione al consumo da parte dei cittadini, perché i cittadini oggi hanno modificato profondamente i loro comportamenti rispetto al passato, e cioè questa crisi economica ha cambiato tutte le nostre abitudini. Oggi consumiamo tutti meno, e questo è anche una fortuna, diciamo, perché a volte si spendeva anche un po' troppo. Però è calato anche le generi alimentari che tenevano, questo è un segnale i generi alimentari hanno risentito, ma risentono un po' tutti, perché la difficoltà è questa. Io spero che non si intervenga anche sulle altre aliquote IVA, in particolare quella del 10% che riguarda soprattutto il mondo del turismo, perché anche qui metterebbe ulteriormente in difficoltà uno di quei pochi settori che stanno tenendo. Va bene? Perché fortunatamente anche nel nostro Veneto si ragionava della situazione veneta. Se c'è un settore che tiene, regge, va bene, fortunatamente è quella del turismo, legato alle città d'arte, alle località balneari. La montagna ha sofferto un po' di più, ai centri minori, alle terme, alla tanta offerta, diciamo, che questo nostro territorio veneto. Se noi aumentiamo l'IVA lì, va bene, il rischio è, poiché proprio sul turismo la competizione è globale, assolutamente. Salva le città d'arte, perché Venezia non è che la trovi dall'altra parte, Roma, no? Però tutto il resto si trova anche in altre località, dove si raggiungono anche molto facilmente, con dei costi che sono competitivi, e quindi questo ci metterebbe in seria difficoltà. Aggiungo dicendo che le previsioni fatte dalla Banca d'Italia dicono che nel 2014 avremmo raggiunto il massimo storico, va bene, della tassazione in questo Paese, cioè del 44,5%. O 7 addirittura, comunque 5, 6, senza considerare la tassazione che viene applicata dopo dagli enti locali, che quindi si aggiunge. Tassa di soggiorno anche, che anche quella. E quindi ecco, la situazione delle imprese è una situazione di estrema difficoltà, perché coincide fortemente con la situazione delle famiglie. Le due cose stanno assieme, soprattutto se pensiamo ai consumi e al commercio. Infatti, ecco, quello che poi secondo me è anche strettamente collegato al discorso delle modalità di elezione, la famosa legge Porcellum, eccetera, che poi è in discussione, la raccolta firme per il referendum, perché effettivamente se chi governa
non rappresenta, non conosce il paese reale, non lo vive, perché vive in un altro, comunque si capisce, vive in un altro mondo ben lontano dalle dimensioni del quotidiano, di questa realtà come può essere quella della Campania anziché della Calabria. Come fa a capire certi provvedimenti? Ci sono state delle aberrazioni anche nella prima manovra, delle incongruenze, delle cose che non stavano né in cielo né in terra e li facevano comprendere che non c'era attinenza con la realtà, ma neanche la conoscenza tecnica di determinate situazioni. Sì, E questo è estremamente allarmante per i cittadini. Lo dico perché un po' col sentore delle telefonate che arrivano, certo. quando facciamo anche le dirette serali, eccetera, si comprende che tutti la pensano in un modo, anche i politici locali comprendono certe dinamiche di destra, di sinistra e di centro, perché poi a questo punto, ma chi ci governa vive in un altro mondo, proprio completamente, ed è gravissimo perché ci troviamo in un paradosso, quindi come possiamo sperare in provvedimenti risanatori, risolutori di queste vortici di spesa se non si comprendono le dinamiche? Ma infatti, voi siete magari i piccoli, i commercianti, a chi interessa il commerciante, soprattutto a livello di Roma, certo. dei palazzi romani, che cosa gli interessa del commercio? Ecco, dobbiamo dire due cose, no, rispetto a questa domanda. La prima è che va modificata la legge elettorale, questo io credo sia imprescindibile, nel senso che la rappresentanza del territorio deve avvenire attraverso le forme, quella forma di partecipazione dei cittadini che si scelgono il proprio rappresentante. Oggi noi abbiamo dei parlamentari che sono nominati e non sono eletti, che devono rispondere di più a chi li comanda come segretario di partito o presidente di partito e meno ai cittadini che li hanno eletti, perché il loro futuro è legato non tanto al consenso nel territorio che devono avere, ma quanto il consenso che hanno nei confronti del capo. Quindi questa è una questione. E però dobbiamo dire che la manovra economica e le necessità di questo Paese, dove questa componente è una componente importante, in realtà, come dire, dovevano avvenire a prescindere, perché che questo Paese fosse indebitato lo sappiamo da sempre. Che questo Paese avesse e abbia la necessità di riforme strutturali, a partire dalla riforma delle pensioni, a partire dalla riforma della pubblica amministrazione, ad esempio non facciamo nemmeno le riforme a costo zero, dalla semplificazione fiscale alla riduzione della tassazione, perché vede una degli aspetti di questa manovra, e noi ci dobbiamo porre questo problema, è che non c'è un provvedimento per il rilancio e la ripresa economica. Certo. E questo è un altro, ecco, questo qua discorso del rilancio e della ripresa, come è anche possibile attuarlo, è un nodo molto molto delicato e gravissimo. Ne parliamo ancora, andiamo in pubblicità, veramente pochi minuti, e poi ritorniamo insieme tra poco. Allora, determinante e strategico, tant'è vero che hanno fatto anche la riforma delle pensioni portandola a 75 anni, era il discorso dello sviluppo, perché il nostro paese se non cresce, cioè l'Europa ci può dire ok, passi sta manovra, può andare bene, ma ci ha detto a condizione comunque che l'Italia dia segnali di crescita e di sviluppo, perché se invece diamo il segnale negativo le cose assolutamente non funzionano. Per lo sviluppo, oddio, portare a 65 anni è un discorso, vabbè, per carità adeguiamoci anche all'Europa, anche per il settore privato, quello che si vuole, però non è rilevante a questo punto, perché poi si va a toccare attraverso l'articolo 8, l'articolo 18, che senza dubbio l'articolo 18 ormai superato, qualcosa bisognava fare, però si crea ulteriore area. Bisognerà arrivare a una maggiore elasticità mobilità, senza dubbio, ma tutto in blocco in questo momento non porta allo sviluppo di cui abbiamo bisogno, anzi porta secondo me a una istintiva, almeno sentendo tante persone, contrazione. Giustamente i commercianti dicono, ma possibile, soprattutto, facciamo un esempio di una città come Padova, città che vive di servizi, perché abbiamo veramente ospedali e di Dio di università. Dipendenti vuol dire che non sono stati toccati in modo rilevante nelle loro posizioni. Com'è possibile che la signora che guadagnava tanto quanto prima, col marito che svolge quella professione che in cui è stata intaccata, fa una contrazione nelle proprie spese? Perché è psicologica la leva. Certo.
psicologica, per uno dici non so che cosa mi aspettano domani, Esatto. mi arriva che vengono a toccarmi il conto corrente in banca, vengono a Certo. toccarmi con una patrimoniale o che so io con un ICI che viene aggiunta così, tutti hanno paura, mettono da parte i soldini per far fronte. Questo blocca l'economia. Sì, ma a parte che io penso che chi ha di più deve dare di più. Tanto Invece deve essere partiamo da questa una... considerazione, no? E cioè anche la patrimoniale che è una parola che tutti tendono a non usare mai, no? Perché è una brutta parola. In realtà io credo che una patrimoniale, a partire da un determinato reddito, da determinati tenori di vita, sul possesso di cose che si hanno, debba necessariamente essere introdotta, perché ritengo sia un fatto di equità e di giustizia, di equilibrio, diciamo, di redistribuzione dei sacrifici, cioè chi ha di più deve in questa fase necessariamente dare di più. La seconda considerazione è che tu non puoi fare delle politiche di rilancio e di sviluppo e di crescita del paese se non ci metti i soldini, perché questo può avvenire solamente attraverso A, una pubblica amministrazione che funziona, e qui possiamo dire lo facciamo fare a costo zero. 2, le infrastrutture che devono essere realizzate, una giustizia che funziona, una semplificazione di tutte le procedure e per ultima, ma forse prima per importanza, va bene, una riduzione della tassazione. Ora tutte queste cose qua, se non hai i soldi non le fai. E allora per questo bisogna intervenire dall'altra parte, e cioè bisogna ridurre i costi. E fai la manovra, riesci a recuperare le risorse solamente se riduci i costi, perché non ne puoi più chiedere a quelli che le hai già chiesto. Esatto, se ridurre i costi, però, almeno così sembra, vuol dire toccare i propri interessi direttamente coinvolti, delle persone direttamente coinvolte, questo non avviene perché in Parlamento, anzi al Senato, erano arrivati là che dovevano dimezzare e non l'hanno fatto. Questo è stato davanti agli occhi di tutti. Ma è per questo che queste manovre, anche quando vengono a chiedere, cioè io credo che di fronte alle difficoltà che ci sono, parlo per me, va bene, ma credo che quello che penso io sia anche abbastanza condiviso dai cittadini italiani, che credo hanno tutti un senso di responsabilità e amano sto paese e pensano anche al futuro di questo paese, perché è legato anche ai loro figli, no? Allora, io credo che se chiedessero agli italiani un governo credibile, una politica credibile, di fare dei sacrifici, anche con una patrimoniale a dei redditi bassi, e però devono essere credibili e devono dire per che cosa li spendono questi soldi, non certamente per continuare gli sprechi, va bene, ma li mettono sugli investimenti, ad esempio per favorire l'occupazione giovanile, perché questo è un grande problema che abbiamo, e ad esempio anche per dare maggiori tutele a quelli che non ne hanno, perché anche qui parlo sempre per me. Io trovo che oggi ci sia una forte, diciamo, come dire, contraddizione e differenza tra chi ha tutti i diritti e chi non ne ha nemmeno uno. Allora, io appartengo a quelli che hanno tutti i diritti, nel senso che ho un lavoro, va bene, ho un contratto del lavoro che mi tutela, attraverso questo contratto arriverò ad andare in pensione con una pensione che è legata, diciamo, a quello che ho versato, posso fare le ferie, vado in malattia, ho l'assistenza, e dall'altra parte c'è tutto un mondo di precari, di partite IVA, di giovani, va bene, che non hanno niente. E allora se a me chiedessero, tu sei disposto a rinunciare a qualcosa dei tuoi diritti, che lo cediamo a queste persone? Che sono i nostri figli poi. Esatto, io che ho dei figli, penso anche a loro. Sono i figli. Io risponderei di sì. Io rispondo, sono disposto a rinunciare a delle cose, a dei diritti acquisiti, che sono convinto di essermi meritato, va bene. Ecco, però oggi, di fronte a questa situazione, di fronte al fatto che trovo sia una grande ingiustizia che vicino a me ci siano tante persone
che lavorano, brave, capaci, va bene, precarie, che non hanno nessuna garanzia, beh, io credo che dove lo Stato, perché è incapace, certo, va bene, non riesce, e chiamano anche la comunità, perché la comunità ogni tanto va anche riscoperta, no? Come momento solidale, va bene, però ripeto, ci vuole qualcuno credibile, e mi dicono rinunciamo a qualcosa e lo diamo a queste persone, e io penso di sì, io lo farei, ma credo dovremmo farlo forse un po' tutti. Assolutamente, però bisogna sempre che ci sia chi è a un certo livello che venga intaccato. Allora, io penso questo, che questo governo, va bene, che è un governo che ha deluso gran parte delle aspettative che aveva creato tra tutti i cittadini, d'accordo? Che per 3 anni ha continuato a dire che tutto era sotto controllo e poi a un certo punto, nel giro di un mese, va bene, sarà certamente la crisi internazionale c'è, non è tutta la colpa di quello che sta succedendo, io non la sto addossando al governo. Sto solo dicendo che in questi 3 anni qualcosa si poteva fare sul piano delle riforme per arrivare a questa crisi che nessuno prevedeva con un paese un po' più sano, va bene, un po' più stabile, un po' più efficienti, con i costi un po' più a posto, va bene, con un po' di riforme fatte, tutto qui. Questo non ha fatto il governo, non tanto per come oggi la affronta così, in modo pasticciato, perché di fronte all'emergenza bisogna 5 manovre in un mese, perché sono frutto del pasticcio di dire in fretta come faccio a recuperare queste risorse. Tutto qui. Ecco, del fatto che la Cina abbia manifestato interesse nei confronti dell'Italia e in qualche modo allungato una mano per sostenerla, che cosa ne pensa? E dell'Europa anche. E dell'Europa, cosa ne pensa? E anche degli Stati Uniti, cioè la Cina. E penso che dobbiamo fare i conti con un mondo che sta cambiando. Cioè quei paesi che noi prima guardavamo un po' dall'alto, no? Ecco, vista le condizioni che sta vivendo un grande paese, il più grande paese del mondo come gli Stati Uniti d'America, e l'Europa stessa, va bene, e noi dobbiamo stare, come dire, aprirci da una parte a questo mondo che cambia, perché se questi vengono, va bene, con i loro fondi, un importante fondo, diciamo, ad acquistare i botti italiani, o altre azioni o cose, e beh, non so nemmeno se riesce a impedirlo più di tanto, va bene? Ecco. E quindi io credo che possiamo mantenere quella non tanto italianità, perché dobbiamo avere sto concetto, diciamo, di nazione chiusa, ma perché io credo che un grande paese debba anche mantenere il suo patrimonio, che dopo si apre questo paese all'Europa, al mondo, nella competizione. Ma riusciamo a fare questo, e cioè non veniamo colonizzati da chiunque, solamente se sappiamo ridiventare un grande paese, e oggi invece questo non lo stiamo facendo. Colonizzati, il termine infatti che spaventa. Ecco. Perché c'era la battuta sul giornale dell'altro giorno, la nuova di Venezia, cioè Venezia acquistata dai cinesi, no? Che poi non solo, perché poi acquistata è un termine relativo, dice tutto e non dice niente. Russi. Squadra di calcio hanno acquistato i russi, vogliono realizzare lo stadio e altre robe, sono i russi. Che alla fine, quando non hai più possibilità, ti prendono i cinesi, ma vuol dire questo stare alle condizioni cinesi. Certo, ma è questo, però questo di perdere l'identità. Ma lo stiamo facendo noi, o meglio, lo stanno facendo loro, chi ci governa. Cioè, se questi continuano, va bene, ad andare avanti come se niente succedesse, no? Quando si sono garantiti loro, sono garantiti tutti, va bene? Allora qui devono avere il coraggio di fare delle scelte, va bene, che sono legate a una prospettiva. Questo, se non riescono a fare questo, devono prenderne atto e si vada a votare, si vada ad elezioni, si faccia qualcosa di nuovo, che ridia una nuova speranza a sto paese, va bene.
È tutto qui. Assolutamente. Avviciniamoci al tema anche caldo di questi giorni, eccetera, quindi vediamo la nostra realtà da vicino, quindi il Veneto. Che cos'è che mina attualmente, a parte i provvedimenti generali di economia, nel particolare la tranquillità delle attività produttive qui in Veneto? Noi siamo... Si parla di incertezza di tanti provvedimenti normativi che non danno prospettiva. No, perché anche noi qui stiamo vivendo da regione, diciamo, produttiva ricca e stiamo sentendo in maniera molto forte e rilevante la crisi mondiale. Perché tiene chi ha l'export. In parte teniamo chi ha, cioè perché anche sull'export la percentuale proprio modestissima di crescita che abbiamo è legata all'export. Ma siccome è modestissima, perché ormai si parla del 0,6-0,8, forse nel Veneto sarà qualcosa di più, è legata a pochi settori e a poche aziende che hanno saputo, quindi, merito loro, domanda interna e chiusa. I grandi paesi quelli che funzionano, un'economia che funziona è fatta da esportazioni e da domanda interna. Noi abbiamo un po' di esportazione e domanda interna stagnante. Ecco, allora entriamo adesso a Veneto City, ne parliamo dopo la pubblicità, che quest'isola satellite, neanche tanto satellite perché si colloca in un'area densissimamente urbanizzata e popolata, vediamo se sorgerà, non sorgerà, quanti ne sono contenti, quanti invece no. A tra poco. Allora, leggo alcune cifre, alcuni numeri impressionanti. Da un lato potrebbero essere incentivanti perché viene da dire, caspita, però nuove opportunità. Dall'altro bisogna riflettere. Allora, 100.000 metri quadrati per negozi e centri commerciali, 600.000 di parcheggi, 345.000 metri quadrati per showroom, centro congressi e fiera, 72.000 per alberghi, 100.000 per cinema, palestre, sale, spettacoli. Una città artificiale vera e propria, ma proprio una città questa. Quindi quali sono, vista così uno dice bene, alberghi, nuove assunzioni, negozi, nuove assunzioni, cinema, nuove opportunità, bello, qualcosa di nuovo, perché vista con distacco o da non addetti ai lavori questo appare, ma adesso io rispondo molto volentieri anche a questo aspetto legato che viene spesso utilizzato per giustificare e motivare questo tipo di intervento. Intanto dico perché ho indossato questa maglietta e perché abbiamo organizzato per lunedì 26 settembre al mattino un corteo, una manifestazione di auto lungo la riviera del Brenta per protestare ancora una volta contro Veneto City e l'abbiamo fatto con le auto per dimostrare a tutti che cosa significa solo in minima parte, va bene, realizzare Veneto City, perché noi saremo 200-300 auto, non lo so, spero di più, conto molto nella partecipazione dei commercianti che mi auguro una volta tanto dimostrino che di fronte a situazioni di questo tipo sanno reagire in modo unitario come categoria. Ma attraverso quel corteo dimostreremo che qua se Veneto City verrà realizzato e che prevede 770.000 auto aggiuntive rispetto a quelle che ci sono giorno, che cosa succede in quell'area? Quindi il disastro, va bene, di un sistema viario, oltre che il disastro di un tessuto socio-economico che si è realizzato in collochiamola perché c'è chi ci ascolta effettivamente da Roma, chi dal Friuli Venezia Giulia, dall'Emilia Romagna non sa esatto dov'è collocata. Veneto City, 1.600.000 metri quadri di superficie interessata, corrispondono più o meno al centro di una media città, d'accordo? Viene realizzata in un'area strategica che è tra Venezia e Padova, ai confini tra Venezia e Padova, nella riviera del Brenta, più conosciuta da un punto di vista turistico, e nel momento in cui verrà realizzata la riviera del Brenta probabilmente non sarà nemmeno più appetibile da un punto di vista turistico, visto che parte oggi dell'economia è legata al un'area turismo. Verde? O... È un'area verde, era un'area agricola che è stata trasformata con delle varianti urbanistiche in area produttiva, quindi quei signori fortunati
che hanno acquistato quei terreni agricoli, poi che valevano 1 euro, poi se li sono trovati che valevano 20 euro. Sarei forse bravo anch'io a fare l'imprenditore così, se trovassi qualche comune compiacente che mi trasforma un terreno agricolo a terreno produttivo. Quindi complicità dei comuni, anche colpa dei comuni. Io penso questo, io penso che questa sia una scelta folle, che la politica, la scelta che sta facendo la politica è una scelta profondamente sbagliata e trovo assordante il silenzio di tanti amministratori, di tanti segretari di partito, di tanti autorevoli rappresentanti della politica che di fronte a un intervento che non riguarda il comune di Dolo e di Pianiga, che sono i comuni dove viene realizzato questo intervento, va bene, ma questo è un intervento che avrà una ricaduta su scala regionale e sovraregionale. E io mi faccio una domanda, ma è mai possibile che 2 comuni che assieme fanno 30.000 abitanti decidano le sorti, va bene, di un territorio così ampio qual è quello della provincia di Venezia e di Padova in la primis? regione quanto c'entra? E la regione c'entra perché la regione ha condiviso questo progetto. La regione in campagna elettorale, il presidente Zaia, ma anche in tutti i documenti, quando si parla del Veneto si parla di un Veneto, il terzo Veneto, il Veneto del futuro, dove c'è scritto basta consumo del territorio. Esatto, sì, perché sì, questa è un Veneto, lo sappiamo tutti, che la ricchezza che si è realizzata, diciamo, è avvenuta a descapito del territorio. Consapevoli di questa cosa, perché quello è un periodo in cui bisognava fare quelle cose lì se volevamo uscire da condizioni di povertà in cui si trovava il Veneto. Ma oggi, dove le economie anche del futuro sono legate soprattutto a innovazione, ricerca, turismo, quindi valorizzazione del territorio, come si fa a riproporre questa arretratezza da un punto di vista di una scelta economica? Perché nel momento in cui noi contrastiamo questo intervento, io sono certo che noi rappresentiamo la modernità, perché la modernità non sta lì, la modernità sta in una nuova economia che sia rispettosa del territorio, che valorizzi i nostri centri urbani e le tradizioni e le particolarità che hanno i nostri territori. Questo io lo paragono all'esplosione di una centrale nucleare. Veneto City senza esplodere produrrà gli stessi effetti, e cioè devasterà tutto quello che gli sta attorno. Allora io credo che tutte le persone di buon senso debbano contrastare questo intervento, perché questo è l'intervento che pensa solamente alla logica della speculazione e degli affari, che non ha nessun interesse pubblico, perché quando allora si è parla, già attuativo questo questo qui fase attuativa? È una fase avanzata, quindi, è una fase avanzata perché la Regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Pianiga e di Dolo hanno firmato il primo protocollo d'intesa. Quindi c'è una grossissima responsabilità a questo certo, punto. C'è una responsabilità. Ma cosa rispondono di gli tutti amministratori interpellati? E loro rispondono appunto: noi creiamo occupazione. Ma avete fatto delle riunioni, delle pubbliche aperte? Cioè... Loro non hanno fatto niente. Le uniche riunioni le abbiamo fatte noi, e quando le abbiamo fatte la gente, va bene, ha partecipato in modo molto anche assiduo. Abbiamo raccolto oltre 10.000 firme nella provincia, va bene, abbiamo presentato 11.000 osservazioni. Noi vogliamo contrastare questo intervento. Potreste, cioè, potenzialmente c'è la possibilità di farcela? Io credo che riusciremo a farlo se c'è una sollevazione, diciamo, popolare, non perché prendono i forconi, ma perché la gente, va bene, comincia a esprimere il proprio pensiero di contrarietà, la gente, a cominciare dalla manifestazione che facciamo, e dopo anche a tutti quei soggetti istituzionali. Cioè io non posso accettare, come ho sentito da parte di qualche sindaco, che dice: ma quella non è roba mia, io sono sindaco di questo comune. Le mani. Non è vero, perché quella cosa lì poi
creerà problemi anche al tuo comune, perché la gente per arrivare lì passerà per il tuo comune, perché i negozi chiuderanno anche nel tuo comune, va bene? Perché la trasformazione negativa che determinerà coinvolgerà anche il tuo comune. Ma infatti è sempre, anche ad esempio qui vedo tra le varie voci, a parte le strade intasate dal traffico e poi le attività tradizionali chiuse, e questo per una società che tende ad invecchiare sempre di più, dove muoversi, i mezzi di trasporto costano sempre di più, abbiamo l'aumento dei servizi di trasporto pubblico eccetera, quindi il servizio di prossimità diventa vitale, che chiuda e si sposti di 15 km diventa rilevantissimo, perché è un costo e per molte persone diventa inaccessibile, ma poi si parla di cementificazione del suolo, alluvioni, inquinamento e danni al paesaggio. Ed è il solito discorso, prima i sindaci accettano, fanno, poi si mettono a piangere perché c'è l'alluvione, non lo tengono. E io dico, ma siete complici di questo, perché avete autorizzato a edificare in modo sproporzionato, a cementificare, perché l'acqua da qualche parte va. Già nell'area di Mestre c'è questo problema. È un ulteriore aggravante, quello che è successo a novembre con le alluvioni, e insomma dovrebbe chiamare tutti a un po', a un minimo di senso di responsabilità. La questione che poi mi sorprende è che questa politica, che si divide su tutto, si è divisa anche sull'unità d'Italia, su Veneto City non si sentono voci autorevoli, se non qualche voce ma non se ne parla tiepida. Neanche, magari voi ne siete al corrente, vabbè, noi perché lavoriamo nella comunicazione, ma fuori non se ne parla. Insomma, quindi questo è una cosa ma è per questo noi contiamo molto, e lo facciamo ovviamente con le nostre modeste forze, ci vorrebbe un esercito di persone per cercare di spiegare a tutta la popolazione, e sono certo che tutti condividerebbero queste nostre preoccupazioni. Noi abbiamo fatto un'operazione durante l'estate con un mini pulmino, abbiamo girato la provincia, raccolto le firme, spiegato, va bene, che cos'è Veneto City. Continueremo a farlo. La manifestazione del 26 di settembre sarà un altro momento importante dove daremo un'informazione con l'aiuto anche dei media di quello che sta succedendo. Io mi aspetto però in questo periodo che ci siano delle voci autorevoli. Partiamo dai parlamentari. Prima abbiamo parlato dei parlamentari nominati, ma si rende conto che i parlamentari sono spariti dal dibattito del territorio? Io non leggo più nella stampa un'opinione di un parlamentare su problemi del territorio. Beh, insomma, forse questo è il momento che anche i parlamentari, seppur nominati, dicano qualcosa del loro territorio assieme ai sindaci, assieme ai consiglieri regionali. Dovete tirarli per la giacca a questo punto. Noi stiamo cercando, però il silenzio, diciamo, che loro hanno rispetto a questo problema dà già un'altra cosa che mi lascia perplessa, perché ho parlato più volte anche con l'Associazione Veneziana Albergatori, Federalberghi e quant'altro, costruzione anche qui di tantissimi, cioè 72 metri quadrati per alberghi, è tantissimo. Cosa vuol dire quanti alberghi, oppure alberghi di grandi dimensioni? E abbiamo fatto i conti che, dimensionandoli all'albergo tipo della Riviera del Brenta, va bene, sono circa un 50 alberghi. Ecco, se già gli albergatori risentono di una contrazione e c'è stata tutta la protesta della tassa di soggiorno e quel che si vuole, questo non va ad aggravare. Se ci sono costruiti alberghi a Padova che stanno facendo prezzi fuori dalle logiche del mercato, del settore alberghiero, con grande gioia naturalmente di molti che possono usufruirne, ma c'è addirittura chi non prende la stanza in affitto agli studenti ma va in albergo perché costa meno. E c'è anche questo, perché ovviamente le grandi catene stanno facendo questa azione qua, perché il vuoto è vuoto. Non si rischia una ulteriore contrazione anche nel settore del turismo alberghiero? Si rischia tutto, cioè questo è un intervento che mette a rischio un sistema fatto di città che diventeranno città fantasma, di negozi che chiudono, quindi servizi che non vengono dati, di strutture ricettive, va bene, che verranno messe in serie difficoltà, di un'offerta, se pensiamo al territorio della Riviera del Brenta, comprometterà fortemente anche l'offerta turistica, perché una cosa di questo tipo, va bene, in un ambiente molto bello qual è, va a compromettere un po' tutto il traffico che poi provoca, perché noi abbiamo tirato un sospiro di sollievo con la realizzazione del passante. Domani mattina il passante va a farsi benedire, perché queste 70.000 auto in più, che sono le auto che passano oggi nel passante, si aggiungeranno, va bene, si distribuiranno nella
rete, diciamo, della circolazione e della viabilità del territorio. Perfetto. Detto questo, quindi ricordiamo la data che sarà di questa grande mobilitazione lunedì 26 con partenza da Padova, in via Savelli dove c'è la sede della Confesercenti, ma anche il ritrovo a Mira per invece i manifestanti veneziani nel parcheggio del centro commerciale Mirasole, centro commerciale comunque. Piccolo, è un piccolo centro commerciale, però ha il parcheggio a disposizione che ci aiuta, almeno ecco, centri commerciali. ho fatto la battuta. E ne riparleremo naturalmente. Grazie a Maurizio Franceschi di averci fatto un quadro generale anche approfondito. Grazie a voi di averci seguito. Noi naturalmente ci ritroviamo domani come sempre alle 12:40. Grazie.